Immergiamoci all'interno di questo immobile. Con pochi clic vi farò fare una passeggiata all'interno della casa. Abbiamo 3 piani, 2 fuori terra e un interrato, e qui siamo nella zona giorno, quindi con un salotto bello grande e luminoso. C'è l'accesso diretto a quello che è un corridoio che porta al giardino, perché il giardino fondamentalmente è su 2 lati, e la cucina bella spaziosa, abitabile, e una cucina qui la vedete lineare, però dà molto spazio ai piani d'appoggio. Da questa parte invece c'è il bagno. Questo bagno ha la doccia. Dall'altra parte possiamo scendere per le scale e arrivare direttamente nella taverna, che può essere un magazzino o una stanza per i giochi, da cui si accede poi al garage. Tornando invece al salotto, si accede alle scale che portano al primo piano. Al primo piano c'è di fronte subito il bagno, e questo bagno ha la vasca, molto bello perché è anche in muratura. Proseguendo poi abbiamo 3 stanze, la camera matrimoniale davvero molto grande, e in fondo abbiamo anche una nicchia che potrebbe essere la cabina armadio o comunque un ripostiglio, perché vedete che l'armadio c'è già ed è molto grande perché hanno sfruttato tutta questa parete. E appunto le altre 2 stanze, la cameretta singola e un'altra stanza studio che potrebbe essere tranquillamente una terza camera o un ulteriore magazzino. Sembrava di essere lì, vero? Se volete rivederlo come ho fatto io comodamente da casa vostra, chiamatemi e vi fornirò subito il virtual tour. Altrimenti chiamatemi per fissare una visita e andremo a vederla di persona.